Capienza di cinema, teatri e discoteche, il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri sarà dirimente. La Regione Veneto, che ha ruolo di coordinamento della Conferenza delle Regioni, ha già abbozzato l'aggiornamento delle linee guida per gli impianti sciistici. Allora, sul fronte per quanto riguarda gli impianti di risalita, io vi anticipo insomma alcune questioni che saranno oggetto, appunto, ripeto, di discussione e di approvazione futura all'interno della Conferenza delle Regioni e poi di trasmissione al Governo, quindi un lavoro in itinere, quindi non definitivo, lo specifichiamo. Il gruppo di lavoro tecnico e poi il gruppo politico ha sentito anche le associazioni di riferimento che hanno fatto delle proposte, e le proposte principalmente sono di tre tipi. Sono quelle, chiaro, dell'utilizzo del Green Pass per poter accedere appunto all'impiantistica sportiva invernale, l'aumentare la capienza delle cabinovie all'80%, sapete che era al 50%, quindi trasportarla all'80% come quella dei trasporti pubblici, l'utilizzo della mascherina chiaramente è scontato, e poi c'è una differenziazione tra le zone gialle e bianca e gialla, in cui non si prevede più un limite di giornaliero di ski pass, sapete che prevedeva questo le linee guida precedenti, mentre viene mantenuto qualora ci fossero quadri epidemiologici molto più importanti, e quindi se le regioni, insomma se i territori dovessero essere in aree rosse o arancioni.